chiude i punti capisaldi del suo scrivere. Allora, magia e filosofia. È magia e filosofia. La magia viene da lontano, ma ti porgi ogni ora la mano e con lei potrai arrivare con suoi occhi al ver guardare. Chi sa por mente a magia vedrà il vero in allegria. Ogni ma in malinconia lo farà filosofia. Al filosofo la vita propor sempre sa la strada, fa di sé nuova avventura, ogni passo è cosa grata. E da Socrate e Platone, da Plutarco ed Archimede vanno a lui parole buone, è meschino chi non crede. Da illusione nasce magia, l'illusione con questa muore, ma studiamo filosofia e il cervello a più svegli smuove. Suo è l'augurio più lontano, con pazienza e volontà. No, non correre, vai più piano, ogni bel saprai trovare. Quindi l'idea è questa. Chi sa vivere la vita con filosofia può accettare il negativo e trasportarlo in positivo per la sua volontà. Tutto qua, perché riesce a stabilire che la sua vita è un viaggio e nel viaggio si accetta, cioè se viaggi in macchina accetti le buche, accetti che ti si rompe una gomma, tutto quanto, ma il viaggio continua. Così gli antichi volevano credere che ci fossero queste magie strane nell'aria e le avevano identificate in queste tre magie: Cloto, Lachesi ed Atropo. Queste tre erano nell'aria e quindi quando venivano invocate, se la cosa riusciva dicevano che era merito dell'aiuto, se la cosa non riusciva quelle l'avevano abbandonati. Quindi una di queste streghe invece si accorge che l'umanità è importante, cioè che è attratta da questo concetto della felicità, di questi uomini che sempre vanno alla ricerca spasmodica della felicità. E quindi una di queste streghe ha la decisione di abbandonare il suo essere strega e di cominciare un percorso per diventare donna, e ciò comporterà uno scombussolamento completo e anche una perdita delle qualità proprie di strega e anche uno scombussolamento per l'esistenza magica di queste altre due streghe. E quindi inizierà un percorso tra il grottesco, tra il simbolismo, che porterà appunto questa strega a diventare donna, a comprendere che la felicità è una chimera alla fine, qualcosa che è impossibile appunto, è qualcosa di impossibile da acciuffare, solo che in questo racconto non c'è solo la parte del simbolismo, del grottesco, ma c'è anche la parte del fantastico e del magico, che verrà simboleggiato dalla figura di Simón Bolívar, il Libertador, che è una figura mitica del Venezuela, e che si arriverà ad una statua che sta nel paesino della Campania, a Rina di Camerota, che questa statua inizierà a parlare. L'abilità di Giacomozzi è quella di riuscire ad assemblare la parte magica, la parte fantastica, simbolica e mitica in un racconto che è ben compatto, che è ben serrato e che insomma riesce anche a rispettare quelle regole del genere fantastico,